gruppo di pionieri che, armati di buona volontà e ramazza, nel vero senso della parola, 20 anni fa hanno ripulito e riadattato i primi laboratori con in testa un sogno. È iniziato così lo IOV di Padova, Istituto Oncologico Veneto, e ultimo nato nel 2005 tra gli IRCS, che in soli 20 anni, conservando lo spirito pioniere e la voglia di crescere nella cura dei pazienti oncologici, è diventato il terzo ospedale oncologico italiano. La festa per questo importante compleanno a Palazzo della Ragione a Padova è stata densa di emozione e non poteva essere diversamente. Nel cuore le tante storie di persone che, come ha ricordato la direttrice generale Giuseppina Bonavina, 20 anni fa varcavano la soglia degli ospedali oncologici con la morte nel cuore, mentre oggi questa è una porta che si apre sulla speranza di una nuova vita, piena, anche se certo diversa e talvolta difficile. Allo IOV si entra con un senso di penalizzazione quasi, ma la cosa importante è che quando sei dentro allo IOV tutto questo passi a favore di situazioni che ti fanno vedere la vita in un altro modo. Si pensi solo che oltre a Busonera poi è presente la Schiavonia piuttosto che a Castelfranco, e ancora ad esempio la Torre della Ricerca, quindi lo IOV, che sempre più anche lambisce da un punto di vista fisico i territori, anche da un punto di vista organizzativo, visto e considerato che da IOV escono poi i PDTA e tutti quelli che sono i protocolli, e quindi, come ho sempre detto io, un paziente oncologico che si faccia curare a Padova piuttosto che nell'ultimo ospedale del Veneto sa che la qualità della cura sarà la stessa. Il Presidente Zaia ha parlato di una possibile modernizzazione. Che cosa vi aspettate per il futuro del Busonera? Siamo un tantino sacrificati, ma se pensiamo alle sedi aperte Castelfranco e Schiavonia, queste sedi sono state aperte non per ampliare, ma per creare lo IOV di via Gattamelata, ma per creare una sanità di prossimità ai nostri pazienti, e quindi siamo noi che andiamo incontro ai pazienti. La prevenzione gioca un ruolo infatti importante, è una delle regioni campioni di screening. Ci sono novità in questo senso, progetti? Ma guardi, sul cancro al seno abbiamo abbassato lo screening ai 45 anni, sul colon retto diciamo c'è ancora da fare un proseliti, ma comunque funziona lo screening che facciamo con il sangue occulto sul colon retto. Penso che anche quello che stiamo pianificando per la prostata, io ho sempre avuto questa idea di fare una prostate unit, cioè di pensare come per il seno che ci debba essere più cultura che va a intercettare i maschietti.